Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Rete Veneta, con l'informazione di Focus TG. Sono le 12 in punto e oggi avremo una pagina di cronaca ricca di notizie, ahimè macchiate di sangue per quello che riguarda l'omicidio, il pluriomicidio che si è consumato ieri a Vicenza, ma la cronaca ci porterà anche a parlare di criminalità, insomma parleremo anche di sicurezza stradale. Sono tante le notizie che abbiamo in serbo per voi, soprattutto notizie che arrivano da tutto il territorio e che riguardano problematiche vicine alla gente, vicine alla quotidianità che normalmente affrontiamo. Detto questo, insomma, quindi l'ampia pagina di cronaca ha sicuramente grande spazio in questa edizione giornaliera di Focus TG, ma c'è anche l'attualità, parleremo di politica, parleremo anche di alpini e poi c'è la tappa di avvicinamento al 13 giugno, quindi giorno della festa di Sant'Antonio con tutte le celebrazioni. Noi seguiremo tutto l'evento in diretta, tutta la giornata e insomma vi porteremo a Padova per insomma vivere insieme le emozioni di una giornata davvero indimenticabile per i fedeli, per la comunità. Sono le 12:01, è arrivato il momento di aprire la pagina di cronaca. Fra poco ci collegheremo con Vicenza, teatro appunto ieri del drammatico episodio, del drammatico omicidio di due donne, omicidio-suicidio poi da parte del killer. Ripercorriamo insieme la cronaca della giornata di ieri partendo dal nostro primo servizio. La folle fuga subito dopo aver fredato Lidia Milikovic, di origine serba, a colpi di pistola. Lei, che aveva accompagnato i figli a scuola, abitava a Schio, aveva ripreso l'auto per andare in via Vigolo, impiegata in lavori domestici in alcuni appartamenti della zona a sud della città di Vicenza. È lì che l'uomo avrebbe scaricato su di lei una serie di colpi di pistola, lasciandola riversa a terra vicino all'auto, dove è stata trovata senza vita. L'uomo, giudicato da subito pericoloso e forse armato di esplosivi, ha innescato una vera e propria caccia all'uomo. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stata emessa nel 2019 un'ordinanza di divieto di avvicinamento all'ex compagna. È il titolare della ditta, che si occupa di servizi e catering per cui lavorava la donna, e fratello dell'attuale compagno della vittima, a riferire delle violenze subite anche in passato. Denunce su denunce con tribunali da anni. Qualche anno fa gli aveva fracassato il cranio, è stato in malattia mesi e nessuno riteneva opportuno che fosse grave la situazione. Dopo per qualche tempo non abbiamo più sentito niente, ma le solite cose, addirittura l'ha denunciata perché veniva a lavorare e abbandonava i figli, secondo lui. C'è una tragedia un po' annunciata in virtù dei precedenti? Tutte le tragedie di questo genere, cioè gente pazza, gente che va in giro tutto il giorno senza far niente, mantenuta da redditi, robe, questi si permettono gli avvocati gratis perché poveretto non lavora. Un uomo di, come mi hanno detto, alto 2 metri, non lavora, non fa niente, ha tutto il tempo di causare problemi, no? Sgomento nelle parole del presidente della provincia che detiene un triste primato di sangue. Negli ultimi 16 mesi si sono consumati 9 omicidi. È necessario che il legislatore riveda le norme, che debbano essere anche più stringenti, più efficaci e rendere più sicure le persone che sono destinatarie di questi maltrattamenti. E tutti gli ultimi aggiornamenti prima di collegarci in diretta da Vicenza sui tragici fatti di cronaca nera di ieri nel prossimo servizio. Il killer è morto, accanto a lui il corpo senza vita di una donna.
È l'epilogo di una giornata velenosa, macchiata di sangue, di violenza, di rabbia, di disperazione. Finisce sulla tangenziale sud di Vicenza la fuga dell'assassino di Lidia Milikovic, uccisa a colpi di pistola sull'asfalto di via Vigolo, dove Vicenza sfuma nella campagna ai piedi di Monteberico. Chi vive nel quartiere Gogna racconta che mentre il killer si allontanava avrebbe fatto esplodere 2 ordigni sulla cui natura sono in corso degli accertamenti. Poi era sparito, si era scatenata la caccia all'uomo, un uomo alto 2 metri, dal fisico possente, un uomo pericoloso e armato, probabilmente anche con degli esplosivi. Al setaccio delle forze dell'ordine la città e non solo, posti di controllo in tutto il Vicentino, sulla tratta ferroviaria e in autostrada A4, con l'impiego anche dei reparti speciali e dell'elicottero che ha sorvolato dall'alto le zone delle ricerche. Poi, nel pomeriggio, l'epilogo tragico di una giornata drammatica, col ritrovamento di un'auto in una piazzola lungo la tangenziale sud di Vicenza. La vettura viene circondata dalle forze dell'ordine, ma le 2 persone a bordo non si muovono. Lui è il killer, si è tolto la vita. Accanto c'è il corpo di una donna morta, sarebbe l'attuale compagna dell'assassino. Secondo una prima ricostruzione l'uomo l'avrebbe ammazzata e poi si è tolto la vita. La vettura viene sottoposta ad accertamenti da parte degli artificieri della questura che rompono i finestrini per ispezionare il contenuto dell'abitacolo e verificare se c'è dell'esplosivo innescato. Viene utilizzato anche un robot telecomandato, le forze dell'ordine sono in stato di allerta, la tangenziale viene chiusa, poi anche l'autostrada in direzione Verona. Il traffico impazzisce, qualcuno si chiede cosa sia accaduto. Davanti alle gallerie che trafiggono i Colli Iberici il killer l'ha fatta finita. Oggi sono morte 3 persone. C'è chi ha ucciso, chi ha deciso di uccidersi. Tutto con lucida, spietata, devastante, inspiegabile follia. E chiaramente c'è sconcerto e incredulità tra i residenti del quartiere che hanno sentito gli spari e hanno vissuto in prima persona i momenti dopo la tragedia. Quanti spari ha sentito? 6 spari. Voi avete sentito spari? Io no, io ero fuori. La babysitter ha sentito lo sparo. Uno sparo? Non lo so. No, ha sentito un rumore, un colpo comunque. Ed era terrorizzata? Sì, era terrorizzata. Sconcerto tra i residenti di via Vigolo che stamattina hanno avvertito gli spari, poi il via vai, la scientifica, i rilievi. Alcuni di loro ci parlano di esplosioni che hanno terrorizzato e scioccato il quartiere per quello che è stato l'ennesimo episodio che ha insanguinato il capoluogo berico e che ha scosso nuovamente le coscienze. Diciamo che è una piaga questa del femminicidio e quindi anche qua mi dispiace che sia successo in questa zona, peraltro non so nemmeno a chi si riferisce, ma in ogni caso voglio dire è un fatto veramente increscioso e che va condannato in ogni caso. Una tragedissima, massa. È difficile anche commentare, no? Quando succedono di questi avvenimenti purtroppo sempre più numerosi, c'è solo da pensare che lascia 2 bambini, penso che sia una cosa estremamente importante e da riflettere. Anche lo Stato dovrebbe fare qualcosa per tutelare maggiormente le persone, perché si parla di gente, magari adesso in questo caso non lo so, però che fa 2, 3, 4 denunce e poi alla fine succede sempre così. Sicuramente bisognerà intervenire dall'alto come sempre e speriamo lo facciano il prima possibile. E adesso parliamo di un altro dramma che si è consumato nella giornata di ieri, un dramma definito della solitudine. È stato trovato un biglietto in casa dei 2 coniugi rinvenuti cadavere nella loro casa di Galliera. Un biglietto per spiegare l'incapacità di vivere senza la sua compagna di vita. Lei morta, voglio morire anch'io. Così ha scritto Giustino Testa, 69 anni, trovato cadavere insieme alla moglie Luisa Ciaburri, 64 anni, nel loro appartamento del Residence Bella Vista in Viale Venezia, Galliera Veneta. La coppia era morta da almeno 2 settimane, stesi a letto, uno accanto all'altra. Ancora non sono chiare le cause dei decessi, per questo il pubblico ministero che indaga ha disposto l'autorità
un'autopsia su entrambi i corpi. L'ipotesi più probabile è che la donna sia morta per cause naturali e che il marito, incapace di reggere il dolore, si sia tolto la vita avvelenandosi. L'allarme è stato dato da una vicina preoccupata per la puzza terribile che si sentiva uscire dalla porta accanto alla sua. Da giovedì scorso, un forte odore, ma tanto forte proprio. Una puzza che pensavamo che fosse magari qualche bestia morta, sa. E invece dopo mia figlia ha chiamato i vigili e tutti sono venuti qua stamattina. E li hanno trovati morti tutti e due. Non uscivano mai perché lei era inferma. Quindi erano sempre in casa? Sempre in casa, mai vista fuori. Neanche lui, poco. Stavano da soli così, come fanno tante persone. Certo è che c'è tristezza vedere che succedono queste cose proprio alla porta accanto. Altro che triste, ma tanto anche se non si conosce. La coppia era seguita dai servizi sociali del comune di Galliera Veneta. Solo il marito usciva di casa per la spesa, Luisa Ciaburri invece non si vedeva mai. Il sindaco spiega come si fosse mosso per aiutare i due coniugi che vivevano da un anno nell'appartamento di Viale Venezia con una pensione minima. C'è stata una richiesta di un aiuto prima economico e dopo anche un aiuto di avere un appartamento a disposizione. Le abbiamo dato a questa famiglia, che ora anche era molto ridotto il canone del mensile per loro. Avevano figli, si sa se avevano qualche familiare? No, noi sappiamo che non ha nessun figlio e anche nessun parente. Loro sono di provenienza Milano e sono circa 20 anni che abitano qui a Galliera. Lui lavorava su una ditta qui di Galliera. Adesso ci fermiamo per un minuto di pubblicità, rientriamo con i nostri collegamenti live dal territorio, tante altre notizie di cronaca, a fra poco. e 15, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 come di consuetudine. Purtroppo sono tante e continuiamo a parlare di cronaca le notizie di drammi e notizie di cronaca nera che arrivano dal territorio in queste ultime ore. Ebbene, adesso ci spostiamo a Oderzo perché c'è stato un vero e proprio dramma vissuto da una giovane coppia, una famiglia che ha perso la propria bambina, la propria bimba di appena 4 mesi, morta improvvisamente, vani i tentativi da parte dei sanitari di salvarla. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore, i cosiddetti malori in culla. A portarla all'ospedale, già priva di segnali di vita, sono stati disperati i genitori, mamma e papà, giunti questa mattina all'ospedale di Oderzo con la loro bimba di 4 mesi tra le braccia. I medici, anestesista, rianimatore e pediatra, hanno tentato di tutto per cercare di salvare la vita della piccina. La bimba, nata in quello stesso ospedale lo scorso 10 febbraio, è stata a lungo sottoposta alle manovre rianimatorie, purtroppo senza esito. Il cuore della neonata non ha più ripreso a battere. Cosa abbia causato la morte della bambina verrà stabilito da ulteriori accertamenti diagnostici. L'ipotesi ritenuta al momento più probabile da parte dell'azienda sanitaria è che si tratti della cosiddetta morte in culla, il decesso improvviso ed imprevedibile che rappresenta una delle principali cause di morte dei bambini nel primo anno di vita. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente ad Oderzo. L'amministrazione comunale, così come l'ULSS 2, si stringono alla famiglia in questo momento di enorme dolore. Cronaca nera anche da Conselve, in provincia di Padova. Il trattore è scivolato lungo la sponda del fossato e si è ribaltato a perdere la vita. Franco Rizzo, un 53enne proprio di Conselve, morto sul colpo mentre stava lavorando con il suo trattore il terreno di sua proprietà al confine tra Conselve e Terrassa Padovana. Restano ancora da chiarire le esatte circostanze dell'infortunio mortale perché insomma
insomma nel momento dell'incidente Rizzo era solo a bordo del suo piccolo trattore. In quel punto l'acqua è profonda poco meno di 1 metro, ma l'uomo è rimasto imprigionato sotto al trattore e per lui non c'è stato nulla da fare. Noi adesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano. Nella notte ladri a Silea, da poco passata la mezzanotte, quando Giancarlo Salvian, residente in via Pozzetto, si trova a tu per tu con un ladro nella sua abitazione. A mezzanotte e mezza che ho sentito quei rumori, ma neanche rumori, una sensazione, ho detto, un qualcosa che non... e sono venuto giù. Un presentimento o forse un rumore, quel che è certo è che Giancarlo Salvian ha messo in fuga un ladro all'interno della sua abitazione. Prima hanno svitato, poi sono scesi con cacciavite e hanno rotto il cilindretto, poi con cacciavite sono andati dentro e hanno fatto saltare il cavistello e poi sono entrati. Sono venuto giù per le scale con la luce spenta. Come ho acceso la luce in cucina, ho visto una sagoma là. Una sagoma scura che Giancarlo scambia per il figlio Alberto, ma basterà qualche istante per capire che fino a qualche secondo prima nella sua cucina c'era un ladro. Poi ho visto tutti i cassetti aperti, allora sono domandato, ma com'è? Il portafoglio non c'era. In realtà sono sceso subito di corsa sopra. Alberto, guarda che sensato, qua ci sono i ladri, eccetera. È venuto su di corsa, però ormai loro erano spariti. E come promesso, adesso ci colleghiamo con Vicenza, con la nostra collega Luisa Bertini, per tutte le ultime notizie di cronaca. Luisa, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo davanti al Tribunale di Vicenza proprio perché per parlarvi del duplice omicidio che ieri ha tenuto con il fiato sospeso tutta la città di Vicenza, sul quale ci sono ancora molti nodi da sciogliere, su cui sta ovviamente indagando la Procura per ricostruire la dinamica dei fatti, ma anche diversi interrogativi di cui adesso vi parlo. Intanto lo riassumo brevemente: doppio femminicidio, fiato sospeso per tutta la città, perché il killer ovviamente nella fuga ha implicato un grande dispendio di forze dell'ordine e di energie, con pattugliamenti disposti in tutta la città. La vicenda è iniziata ieri mattina intorno alle 9:30 con l'uccisione di Lidia Milikovic, la 42enne serba, mamma di 2 bambini, che è stata freddata dal killer in via Vigolo con sembrerebbe 6 colpi di pistola. Poi l'omicidio nel pomeriggio di Gabriella Serrano, la nuova fidanzata di Zlatan Vasiljevic, il killer, entrambi trovati in tangenziale a Vicenza all'interno di un'auto, quindi duplice femminicidio e omicidio. È proprio su Gabriella Serrano che adesso si concentrano le indagini della Procura per capire in che modo fosse presente o addirittura complice in qualche modo, perché se era già in qualche modo a bordo dell'auto con cui il killer la mattina ha fatto fuoco contro Lidia Milikovic, e quindi la procura del capoluogo sta accertando la sua presenza e l'eventuale complicità. Dico che la nuova compagna di Vasiljevic, madre anche lei di 2 figli, residente a Rubano nel Padovano, è stata uccisa più tardi, quindi mentre i 2 erano in fuga, con un colpo di pistola alla testa, prima che poi il 42enne facesse fuoco su se stesso, quindi si uccidesse con la stessa calibro 22, sparandosi in bocca. Le indagini, spiega la Procura, dovranno appunto appurare questa cronologia dell'omicidio-suicidio, perché è possibile che l'uomo abbia fatto fuoco contro la Serrano durante la fuga in macchina, quindi prima di fermarsi e accostare con la Mazda in tangenziale, dove poi sono stati trovati i 2 corpi senza vita.
Vi dico anche che all'interno della vettura, oltre a questa pistola, è stata trovata una pistola di calibro inferiore e anche una seconda granata. Perché dico una seconda granata? Perché la prima, ma questo è venuto fuori diciamo nel corso delle indagini, quindi in un primo momento non c'è stata contezza di questa esplosione di una granata. La prima granata sarebbe stata esplosa lungo la tangenziale, avrebbe colpito fortunatamente in maniera lieve una vettura, quindi il conducente non si è reso conto immediatamente di quel che è successo, l'ha portata dal carrozziere ed è stato il carrozziere poi a dirgli che si trattava di schegge di una granata, per cui la denuncia è scattata dopo, quindi sono tutti elementi che fanno parte di questo puzzle che a mano si sta ricostruendo, sul quale indaga la procura. Insomma, tanti nodi da sciogliere che ovviamente noi seguiremo in maniera capillare e ve ne daremo poi all'interno di TG. E noi ringraziamo la nostra collega Luisa Bertini, chiaramente siamo a disposizione in qualsiasi momento per eventuali altri aggiornamenti. Buon lavoro, perché appunto sono tante le cose ancora da chiarire, tanti i nodi da sciogliere e come ha detto la nostra collega ve ne daremo conto, ve ne daremo notizia sia nel corso del nostro Focus TG che chiaramente durante le edizioni serali dedicate all'informazione su Rete Veneta. Noi adesso ci spostiamo in provincia di Treviso per parlare ancora di cronaca. Non cessano insomma gli episodi di truffe ai danni degli anziani, si fingono in difficoltà e derubano proprio un anziano di 246.000 euro. Madre e figlia denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso. In 3 anni hanno finto di essere in difficoltà, riuscendo a spillare ad un anziano settantenne residente nel Basso Trevigiano la somma di oltre 246.000 euro tra bonifici e denaro contante. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di circonvenzione di incapace una donna di 70 anni e sua figlia di 45 anni residenti nell'altopiano di Asiago. Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia presentata alla Guardia di Finanza dai familiari della vittima, ai quali il settantenne aveva chiesto del denaro contante, una richiesta anomala che aveva perplesso e insospettito i parenti. Ha consegnato tutta la liquidità di cui disponeva in banca alle 2 donne e è rimasto senza altra liquidità bancaria. I primi contatti fra l'anziano e le 2 donne sono avvenuti online, quando l'uomo aveva deciso di vendere alcuni mobili di una camera da restaurare. Proprio a seguito di questo incontro, la più giovane delle 2 indagate, all'epoca 38enne, aveva iniziato a sentire telefonicamente il pensionato e instaurato un legame di fiducia. La giovane in breve tempo era riuscito a indurre la vittima ad aiutarle finanziariamente. Madre e figlia gli avevano confidato di essere in difficoltà economica e promesso che una volta appianata una ipoteca di un loro immobile, dopo la vendita dello stesso, avrebbero restituito i prestiti in breve tempo. Contante concesso in buona fede e in diverse tranche, mai restituito. Alla scadenza dei prestiti, le 2 complici trovavano sempre delle scuse per non restituire le somme patuite e nuovi motivi per chiederne delle altre. Abbiamo provveduto, a seguito di provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, a cautelare 5 immobili riconducibili alle 2 persone sottoposte a indagini, per un ammontare pari al danno arrecato all'anziano. Madre e figlia, dopo aver ottenuto i prestiti, spendevano il denaro per le esigenze più svariate, così come nel gioco. Nelle sale scommesse risulta abbiano speso 30.000 euro. E adesso ci fermiamo per il nostro secondo break pubblicitario. Torniamo fra poco con tanti altri collegamenti, tante altre notizie di cronaca, l'attualità, la sanità, gli alpini, l'avvicinamento ai festeggiamenti, alle celebrazioni del 13 giugno a Padova. Insomma, tanto ancora da vedere e di cui parlare insieme. A fra poco.
Sono le 12:30, ben ritrovati a Focus TG. Questo significa che abbiamo ancora un'ora di diretta per tenervi informati, aggiornati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto, nel nostro territorio. Adesso parliamo di uno scherzo, un gioco che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri pomeriggio, è una notizia insomma breve che andiamo a leggere insieme, alle piscine comunali di Tiene un tredicenne è stato spinto in acqua dagli amici e ha rischiato di annegare se non fosse stato per il pronto intervento dell'assistente bagnante. Il fatto è accaduto dopo le 17:30. Il tredicenne è stato spinto in acqua per gioco, solo che lui non sapeva nuotare ed è finito in fondo alla vasca. Nonostante la velocità dell'intervento, l'adolescente era già in stato di incoscienza e quindi l'operatrice della piscina ha cominciato a praticare il primo soccorso, aiutata poi dal personale che nel frattempo aveva chiamato il 118. L'elicottero ha portato l'adolescente all'ospedale di Vicenza, dove è stato trattenuto in terapia intensiva pediatrica. È stato comunque dichiarato fuori pericolo, fortunatamente. Adesso ci spostiamo nel veneziano per l'ennesimo incidente stradale sul tratto della 4, 2 incidenti lungo l'autostrada a distanza di poco tempo, uno nel cosiddetto tristemente ribattezzato tratto maledetto all'altezza di Portogruaro, coinvolti diversi mezzi pesanti. Vediamo. Un altro incidente questa mattina poco dopo le 6:30 sull'autostrada A4 nel tratto maledetto tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza poco prima dell'uscita. Un tir è piombato contro una bisarca carica di auto che stava trasportando. Il camionista è rimasto incastrato nella cabina di guida a causa dell'impatto violento. Sul posto sono giunti poco dopo i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale ausiliario di Autovie Venete. Il traffico si è bloccato in direzione Venezia. Ma questo non è stato l'unico incidente. Poco dopo, alle 7:20, sempre sullo stesso tratto, 3 tir, 2 mezzi pesanti e un'altra bisarca sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. A quel punto il traffico è stato dirottato sulla A28 per chi era diretto a Venezia. E ricorderete, vi abbiamo parlato della fuga di gas in via Toniolo a Treviso. Ebbene, è un sedicenne trevigiano il responsabile di questo atto vandalico. Il giovanissimo è stato identificato con un'indagine lampo della polizia locale. Le sue dichiarazioni: volevo fare colpo su delle amiche, su delle ragazze, sarebbe stata questa insomma la sua giustificazione, ma rischia fino a 3 anni di reclusione. Eccolo il responsabile del grave danno messo a segno in via Toniolo a Treviso. Venerdì scorso 70 ore di indagini per identificare il giovane che ha rotto il tubo del gas mettendo a rischio cittadini e commercianti della zona. Si tratta di un sedicenne trevigiano. È stata una indagine lampo, tant'è che nel giro di neppure 70 ore il nucleo di polizia giudiziaria è riuscito a dare un nome e un cognome a questo sedicenne di Treviso. Ci siamo riusciti attraverso delle pochissime immagini che avevamo col sistema di videosorveglianza e da un servizio molto importante fatto in Borghese lunedì mattina in tutta la città. Una decina di agenti in Borghese si sono mescolati tra i giovani per raccogliere delle informazioni. Il sedicenne è stato portato in caserma, prima ha negato l'evidenza, poi, vista la gravità della situazione, ha ammesso le sue responsabilità. E ha giustificato questo episodio come un gioco da incosciente, perché poteva trasformarsi effettivamente in tragedia. Sarebbe bastata una scintilla per trasformare questo gesto in una tragedia. Un centinaio di persone sono state fatte evacuare e alcune attività commerciali sono state sospese per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Volevo fare colpo sulle ragazze, avrebbe detto il giovanissimo. Convocati in caserma anche i genitori del minorenne. La famiglia e i genitori sono scesi dalle nuvole, non sapevano nulla del fatto compiuto dal proprio figlio. Questo dimostra che tra l'altro era anche assente a scuola in quel giorno, che il controllo della famiglia è stato praticamente assente. Il sedicenne dovrà rispondere di una serie di reati, fra cui interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose, reati che arrivano fino ai 3 anni di reclusione. Non c'è alcuna giustificazione per un fatto del genere che provocherà a questo giovane una denuncia penale al Tribunale dei minori
minorenni di Venezia, con pene che vanno anche fino ai 3 anni di reclusione. L'ennesimo fatto grave che coinvolge un minorenne. È fondamentale aprire un tavolo di confronto dove dobbiamo sederci tutti, spiega il sindaco di Treviso Mario Conte, dalle istituzioni alle scuole, alle famiglie e ai ragazzi stessi, perché così non si può andare avanti. E al suo rientro dal Pakistan è stato immediatamente ascoltato dai carabinieri il padre di Basma, la ragazza scomparsa dallo scorso 31 maggio. Il padre nega le nozze combinate della figlia. Non era andato in Pakistan per organizzare un matrimonio combinato, ma per questioni mediche. Il padre di Basma, Afzal, la 18enne di Galliera Veneta scomparsa nel nulla da martedì 31 maggio, ha chiarito davanti ai carabinieri di Cittadella che stanno indagando le ragioni del suo viaggio in patria. Mohammad Afzal ha assicurato che non aveva in programma nozze combinate per la figlia. La pista più probabile è che la ragazza si sia allontanata volontariamente. La scuola infatti era finita da qualche giorno, ma lei continuava a svegliarsi presto ed andare a Castelfranco Veneto, dove passava sempre dal bar della stazione dei pullman. Spesso è stata vista al telefono in lunghe videochiamate. Sembra che possa aver avuto un contatto con un giovane conosciuto online. Qualcuno ipotizza che possa già essere all'estero. Nell'ultimo periodo, per comunicare, Basma utilizzava il contatto Instagram della cugina che vive in Inghilterra. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere della stazione del pullman di Castelfranco e sembra ci siano dei fotogrammi che riprendono la giovane in compagnia di una persona. Sembrano invece non attendibili gli avvistamenti sul Montello. E adesso a Venezia, perché con l'avvio della stagione estiva tornano puntuali i cosiddetti turisti cafoni. È una leggerezza commessa da un gruppo che è costato una multa salatissima, quella di cui vi andiamo a parlare nel prossimo servizio. Dopo i tuffi, i bivacchi, addirittura le tende da campeggio, 4 turisti, 2 tedeschi, 2 della Repubblica Ceca, questa volta hanno pensato di mangiare la pasta asciutta sopra una vera da pozzo, gesto che gli è costato una multa di 4.200 euro. Queste coperture, utilizzate per chiudere i 6.000 pozzi presenti a Venezia in passato, 600 oggi, sono diventate parte della storia e hanno un valore culturale inestimabile. E questi turisti l'hanno utilizzata come un tavolo. È successo venerdì sera in zona San Zaccaria. I 4 hanno recuperato anche delle sedie dalla pensione in cui alloggiavano e si sono messi a mangiare le loro paste. Chiamati da alcuni residenti sbigottiti, sul posto sono giunti gli agenti del nucleo di polizia della navigazione della municipale e hanno combinato 1.050 euro ciascuno per essersi appoggiati su un bene monumentale rischiando di danneggiarlo, per aver bevuto alcol in strada, vietato dal regolamento comunale, e per i piatti in porcellana e i bicchieri di vetro usati fuori dai locali. I 4 erano completamente ignari. La cronaca adesso ci porta a Schio. Era riuscito a sfuggire già 2 volte al rimpatrio il pluripregiudicato tunisino che è stato appunto individuato a Schio. Schio, un pluripregiudicato tunisino di 42 anni è stato trasferito al centro di permanenza per rimpatri di Gorizia per essere trasferito coattivamente a breve al proprio paese d'origine. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e già colpito da 2 provvedimenti di espulsione, ieri è stato individuato nel corso di un'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia Locale. Il profilo criminale dello straniero era corposo e comprendeva reati di varia natura e gravità, dall'immigrazione clandestina, minaccia, danneggiamento, furto, lesioni personali, invasione di edifici, resistenza a pubblico ufficiale, porto illegale d'armi, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, rissa e ubriachezza. Nonostante questo curriculum, l'uomo era riuscito ad eludere fino ad ora l'esecuzione delle espulsioni precedenti, avvalendosi di espedienti pretestuosi. Il questore ieri ha quindi emesso uno specifico ordine di allontanamento per evitare che la presenza di pregiudicati stranieri pericolosi possa radicarsi e creare allarme sociale. Continueremo fra poco con tante altre notizie di cronaca, poi come vi ho più volte accennato nel corso di questa edizione di Focus TG, spazio più avanti per l'attualità, per gli alpini, per la pagina dedicata alla sanità,
alle celebrazioni per la festa di Sant'Antonio, insomma tante notizie ancora. Adesso però ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo. Sono quasi le 12:45, ben ritrovati a Focus TG. Continuiamo con questa ampia pagina di cronaca che adesso ci porta a Vicenza. Parliamo di evasioni fiscali perché la Guardia di Finanza proprio di Vicenza confisca 190.000 euro a un imprenditore del posto. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito una confisca per equivalente fino a concorrenza di oltre 190.000 euro nei confronti di un imprenditore vicentino impegnato nell'attività di commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici. Le indagini sono partite da una precedente indagine di verifica fiscale del 2019 riguardante gli anni di imposta 2015-2016, al termine della quale l'imprenditore era stato denunciato per aver occultato fatture di vendita al fine di evadere le imposte. Era stato possibile scoprire e ricostruire un volume d'affari non dichiarato per più di 400.000 euro. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, il giudice ha disposto la confisca del profitto del reato fiscale per la somma di oltre 190.000 euro. Controlli interforze contro il degrado urbano, restiamo a Vicenza. Illegalità e fenomeni di degrado urbano attenzionati dai controlli interforze sia nel centro storico che nei quartieri periferici della città segnalati dai cittadini, da Campomarzo a Piazzale della Vittoria, da Viale San Lazzaro all'area dei Giardini Salvi. Nel corso delle operazioni di polizia sono state identificate 93 persone, di cui 33 stranieri, 27 con precedenti penali, oltre a 1.925 veicoli e 4 esercizi pubblici. Bilancio dell'attività che ha portato il questore Paolo Sartori ad emettere 9 fogli di via, 6 avvisi orali e 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti, tra gli altri, di un cittadino serbo di anni 24 con a proprio carico precedenti penali e di polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia. E adesso parliamo del vaiolo delle scimmie, il cosiddetto vaiolo delle scimmie. Salgono a 3 i casi di pazienti colpiti dal virus. Salgono a 3 i casi di pazienti colpiti dal vaiolo delle scimmie. Si tratta del giovane medico, primo paziente ricoverato a Padova, e di 2 contatti stretti di quest'ultimo. Tutti sono seguiti dai medici del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedale Università. Nessuno presenta condizioni particolarmente critiche, presto potrebbero essere dimessi. Una malattia che si manifesta con febbre, dolori muscolari e lesioni cutanee e che viene certificata dall'esito di un tampone. La scoperta dei nuovi casi grazie al tracciamento dei contatti stretti del medico, andato a ritroso di 10 giorni rispetto alla scoperta della malattia. Gli ultimi contatti infatti erano stati a fine maggio, il tempo di incubazione del virus è di circa 13 giorni. Il contagio avviene fondamentalmente per contatti molto stretti, quindi sono molto più a rischio i contatti intimi per esempio, e però può anche, secondo la letteratura, può essere trasferito anche attraverso i droplet di grandi dimensioni, quindi per quei contatti attraverso la saliva oppure per ravvicinamenti molto stretti faccia a faccia, come cose che abbiamo già conosciuto nell'ambito di quello che è stata la recente pandemia. Sembra che il contagio del medico padovano possa essere avvenuto dopo aver passato del tempo con una persona arrivata dalla Spagna, paese che insieme alla Gran Bretagna è tra quelli dove si registrano il maggior numero di casi di vaiolo delle scimmie. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 continua l'attività di tracciamento. La situazione, dicono i vertici dell'azienda sociosanitaria, è pienamente sotto controllo, ma rimane sempre valido l'invito a rispettare le norme igieniche e le precauzioni comportamentali interpersonali. Prudenza dunque, ma non psicosi, come dice anche il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dallaben, che sta seguendo la situazione dei 3 casi padovani. Non c'è nessun allarmismo, non ci deve essere nessuna preoccupazione, è una cosa per noi tutto sommato abbastanza normale, nel senso che siamo abituati a trattare patologie infettive anche ben più gravi, e quindi questa viene annoverata tra quelle patologie che trattiamo appunto normalmente. Siamo più preoccupati a volte di trattare tubercolosi piuttosto che questo tipo di patologia.
E i fatti di Vicenza ci spingono ancora una volta a parlare di femminicidi. Ci colleghiamo adesso in diretta con Valentina Visentin, che si trova nella sede del Centro Veneto Progetti Donna di Padova, che segue appunto le vittime di violenza. Valentina, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Alex. I fatti di Vicenza ci portano ancora una volta qui al Centro Veneto Violenze, che appunto segue le vittime di violenza. Con me c'è Mariangela Zanni, che è la referente del Centro Veneto Progetti Donna, Lidia e Gabriella, due donne che avevano denunciato, e ancora una volta però le misure restrittive nei confronti dell'uomo che le aveva minacciate si sono rivelate poi troppo esili, visto che siamo arrivati all'epilogo tragico di ieri. Sì, da sempre diciamo come centri antiviolenza che non sono sufficienti le misure restrittive, non sono sufficienti le politiche securitarie per arginare il fenomeno della violenza maschile sulle donne. Bisogna agire sulla prevenzione, lavorando con i giovani, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, e con percorsi nelle scuole e in tutti i luoghi che frequentano, per tramandare un'idea che uomini e donne hanno gli stessi diritti. In particolare le donne hanno il diritto a poter scegliere di vivere in libertà le loro vite e soprattutto di vivere. Non ci devono scoraggiare episodi come questo, le donne che magari a casa sentono e stanno subendo minacce e vessazioni. Bisogna denunciare, insomma, perché è l'unico modo per evitare questi episodi. Assolutamente, bisogna parlare della violenza che si sta subendo, bisogna rivolgersi ai centri antiviolenza che sono presenti nei territori. Nei centri antiviolenza ci sono donne formate e operatrici che possono mettere in contatto, in rete le donne con tutti i servizi del territorio e metterle in protezione quando il rischio per la vita è molto alto. Non dobbiamo pensare che questi fenomeni siano la normalità. Della violenza si può uscire insieme ad altre donne nei centri antiviolenza. Ecco, due le vittime ieri: Lidia, ex moglie, freddata quasi in strada davanti, insomma, alle persone, e Gabriella invece la compagna, con cui sembra che la relazione si fosse conclusa a marzo. La macchina su cui il killer ha raggiunto Vicenza era dell'ex marito di Gabriella, quindi la procura sta cercando di chiarire anche la posizione di questa donna. Ma secondo te, Mariangela, potrebbe essere stata costretta a mettere a disposizione la sua auto? Io non penso di sì, nel senso che, per come conosco le dinamiche della violenza, sicuramente un uomo che aveva già agito violenza anche sulla seconda vittima potrebbe aver usato delle costrizioni o delle minacce, come aveva già fatto. Poi la procura indagherà e vedremo se sarà confermata questa che è solo una mia interpretazione. Sì, ovviamente è una nostra interpretazione, però sai, a volte le donne, è questo per dire che spesso non c'è solo una violenza fisica, ma anche vessazioni anche psicologiche. Sì, i ricatti e le violenze psicologiche sono quotidiane e addirittura, insomma, sono più frequenti delle violenze fisiche. In questo caso le minacce, anche molto gravi, erano avvenute anche rispetto alla seconda vittima, e quindi sappiamo che lei comunque aveva paura di quest'uomo. Nonostante questo potrebbe essere, insomma, anche stata ricattata o comunque aver permesso di incontrarlo un'ultima volta. Non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai. Di sicuro, ecco, io non penso ci fosse complicità. Prima di restituire la linea allo studio vi mostriamo il numero verde da contattare in caso ci fossero donne che stanno subendo minacce e violenze. 881 46 81, risponderanno le operatrici del Centro Veneto Progetti Donna di Padova. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, ringraziamo Valentina Visentin, la nostra collega, ringraziamo la sua ospite per un collegamento che sicuramente aiuta a riflettere e aiuta anche a trovare delle risposte in chi, insomma, vive quotidianamente momenti di grande difficoltà legati a situazioni di violenza e di vessazioni. È proprio
Valentina Visentin, che era in collegamento con noi fino a pochi secondi fa, che adesso riannodiamo un attimo il discorso, che ci parla di vaiolo delle scimmie perché lei ha intervistato la direttrice di malattie infettive di Padova. Vediamo. Il vaiolo della scimmia è un antropozoonosi, un termine tecnico che sta ad indicare un'infezione che generalmente interessa gli animali e che occasionalmente può interessare anche l'uomo. Ed è questo il caso del monkeypox, perché abbiamo avuto praticamente un passaggio dell'infezione dalla scimmia o dai roditori o da altri piccoli primati che possono rappresentare il reservoir di questo virus all'uomo. Tra il 2018 e il 2019 venne registrato un focolaio in Nigeria, ma a fare notizia è che questa volta il vaiolo delle scimmie è arrivato anche in paesi dove non è endemico, come invece accade in molti stati africani. Sono circa 1000 attualmente i casi confermati in 27 stati membri. Gli esperti spiegano che non è una malattia a trasmissione sessuale, ma si trasmette con contatti molto stretti attraverso fluidi corporei, il liquido delle vescicole o droplet a distanza molto ravvicinata. Sicuramente è un andamento di un'epidemia che deve essere attenzionata, sicuramente non deve allarmare. Perché non deve allarmare? Perché comunque la diffusione di questa infezione non è come quella del Covid, le modalità di trasmissione prevedono un contatto intimo molto stretto fra persona e persona, e questo perché deve esserci contatto con le lesioni, con il liquido delle vescicole. Ci può essere anche una trasmissione tramite droplets, ma devono essere droplet, gocce di saliva piuttosto importanti, quindi è richiesto una vicinanza faccia a faccia molto molto ravvicinata. Come si manifesta? Allora, si manifesta principalmente con la comparsa di febbre, con ingrossamento dei linfonodi, cefalea, dolori atromialgici e caratteristicamente con la presenza di maculo, papulo e vescicole che poi si trasformano in croste, e queste si localizzano fondamentalmente a livello delle regioni genitali oppure a livello del volto, regione periorale, ma anche in altre sedi del corpo. Parliamo adesso di un'inchiesta di Procura e Carabinieri che ha oggetto gli alloggi popolari, raffica di perquisizioni e 30 indagati, tra i quali decine di rom e 5 dipendenti comunali. Siamo nel nella zona del Trevigiano. I reati vanno dalla corruzione all'abuso di ufficio, un blitz anche negli uffici servizio casa e sportello unico edilizia proprio del comune di Treviso. Il blitz dei carabinieri è scattato alle prime luci dell'alba. I militari del nucleo investigativo hanno effettuato una raffica di perquisizioni in città, a Treviso e in altre località. 30 sono le persone indagate per i reati che vanno dalla corruzione all'abuso d'atti d'ufficio. Nel mirino le case popolari che sarebbero state assegnate a persone che non ne avevano i requisiti. Gli elementi raccolti avrebbero fatto emergere una situazione che andava avanti da anni: assegnazioni di case in cambio di promesse o di altri beni. Le indagini sono scattate quando ai carabinieri sono arrivate alcune segnalazioni. I militari poi hanno seguito un filone che ha portato all'operazione di questa mattina. Su decreto della Procura della Repubblica, gli uomini dell'Arma si sono presentati negli uffici del Comune di Treviso, del Servizio Casa e dello Sportello Unico per l'Edilizia. Tra le persone che a vario titolo risultano indagate nell'inchiesta ci sono 5 dipendenti comunali, tra cui un dirigente e un funzionario, tutti in servizio negli uffici perquisiti. Non solo, sono state controllate anche numerose abitazioni. Tra i denunciati molti sono cittadini di etnia rom. Secondo i primi accertamenti degli inquirenti, in varie occasioni durante le assegnazioni di abitazioni ci sarebbe stata un'attività da parte di intermediari nomadi, i quali avrebbero operato pressioni negli ambienti municipali affinché determinati alloggi, tutti concentrati in precisi quartieri della città, fossero attribuiti ai loro familiari. Coinvolta nella vicenda anche l'agenzia immobiliare che gestisce da parte del comune i rapporti con gli inquilini delle case popolari, ma nessuno tra i suoi titolari risulta indagato, così come non risultano per ora indagati amministratori. I carabinieri hanno sequestrato numerosi documenti cartacei e informatici che saranno visionati nelle prossime ore. A casa di un indagato sono stati trovati tra l'altro nascosti 20.000 euro che gli investigatori ritengono provengano da attività illecita, somma che è stata sequestrata. Auspichiamo che le indagini facciano chiarezza sulla vicenda. Siamo a disposizione della magistratura e dei carabinieri, spiega il sindaco di Treviso Mario
Antonio Conte. Da parte mia c'è totale serenità e massima trasparenza nei confronti dei cittadini, ai quali voglio garantire l'onestà e la trasparenza dell'operato di questa amministrazione. Se qualcuno avrà sbagliato, poi se ne assumerà le responsabilità, e di certo sarà l'amministrazione la prima a costituirsi parte civile. E restiamo proprio a Treviso. In queste ore resta lo sconcerto per il 23enne arrestato nell'operazione contro il fondamentalismo terrorista islamico. Ascoltiamo nel prossimo servizio le voci dei residenti del grattacielo di Via Pisa, dove abita il giovane muratore. Una situazione sgradevole, ma insomma la cosa fondamentale è che lui, che era uno, ma insomma tutta questa cellula è stata sgominata, quindi... Incredulità e fiducia nelle forze dell'ordine esprimono al citofono alcuni residenti del grattacielo di Via Pisa. Per chi lo ha visto salire e scendere dall'appartamento, sembra impensabile che quel tranquillo 23enne, Nauman Ali, professione muratore, fosse affiliato alla cellula terroristica pakistana, che nei suoi messaggi assicurava di poter mettere in piedi in varie zone d'Italia un gruppo capace di compiere attentati. L'inchiesta è partita dal capo della cellula, Yassen Tahir, 25enne, fermato a Reggio Emilia. Scandagliando tra i suoi contatti, gli inquirenti hanno chiuso il cerchio. I sodali condividevano la stessa ideologia, estremismo islamico e odio per l'Occidente. Fammi lavorare 2 mesi e poi troviamo una nostra tana e facciamo il gruppo Gabar qua in Italia. E ancora, tra 2 mesi comincio a comprare delle armi. Queste le intercettazioni che hanno consentito alla questura di Genova di smantellare la cellula di 14 persone, con la Digos di Treviso a fare irruzione in piena notte in Via Pisa e prelevare Nauman Ali. Dietro a questa porta Ali viveva con altri connazionali che non hanno voluto parlare. Metti giù, se no io rompo. Fra gli italiani intanto cresce la diffidenza verso lo straniero, la paura è rivolta agli indottrinati dall'ISIS. È l'ISIS che fa paura. Altri italiani sminuiscono l'accaduto, gli arresti potevano accadere ovunque, ci dicono, qui l'estremismo non è radicato. Io non vivo nella paura e ci passo qui molte ore della mia giornata. Non mi sento per nulla in pericolo, anzi. Gli stranieri sono i più preoccupati, temono gli effetti di questo arresto e di subire delle ingiuste ripercussioni. Convivere sullo stesso palazzo così e sentire tutte queste cose qua, cioè, la gente ha paura, si tengono anche chiusi dentro casa. Temono la diffidenza nei loro confronti da parte degli italiani. Sì, alla luce di questi fatti sì. A ridimensionare la pericolosità di quanto accaduto la vicina dell'appartamento dove è avvenuto il blitz. C'è gente cattiva musulmana, che c'è gente buona, anche musulmana, anche come cristiana. Io penso che la diffidenza appunto riguardo lo straniero non sia una cosa dovuta, nel senso che non tutti, non è di tutta l'erba un fascio, non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. Intanto le indagini proseguono per gli inquirenti. Il 23enne muratore potrebbe aver avuto un ruolo da basista, in queste ore verrà sentito dai magistrati. Siamo in provincia di Vicenza, nei prossimi 2 servizi per le tematiche di cui andiamo a parlare. Iniziamo da Chioggia, dove arrivano le crociere. La prima venerdì 17 giugno, siglato l'accordo tra il comune e l'autorità portuale. Finalmente il 17 giugno arriverà la prima crociera della Viking nel porto dei Saloni a Chioggia. L'accordo tra autorità portuale e comune clodiense, discusso e approvato in consiglio comunale, pone le basi per uno sviluppo coordinato tra le esigenze della portualità e le istanze della città. Ringrazio il presidente dell'autorità portuale di Blasio, che ha pensato anche alla nostra città come uno scalo importante. L'accordo identifica all'interno dell'ambito portuale di Chioggia il perimetro delle aree di competenza esclusiva del porto e all'interno di queste le aree di interazione porto-città, la cui pianificazione spetterà al comune. Tra queste l'area dell'ex cementificio ai Saloni, in parte già uso residenziale e di parcheggio, e una fascia continua in Val d'Ario a destra di Via dei Maestri del Lavoro, dove potranno essere sviluppate funzioni e servizi legati alla città. Lo avevamo detto in campagna elettorale che eravamo favorevoli all'arrivo delle crociere a Chioggia, stanno arrivando e per l'amministrazione comunale è un'importante vittoria per la città. Ora però ci dobbiamo far trovare pronti e per questo chiederò aiuto alle associazioni di categoria turistiche ed economiche, perché dobbiamo essere pronti ad accogliere i turisti
che arriveranno, e dobbiamo essere pronti ad offrire qualcosa di importante affinché i turisti arrivino e rimangano in città a visitare le nostre bellezze. Ferme restando le prerogative dell'autorità portuale, nell'accordo sono state contemplate le esigenze della città manifestate dal sindaco sulla questione parcheggi. L'autorità portuale concederà temporaneamente, per un anno estendibile a 2, alcune aree che attualmente non sono operative. Riguardo all'impianto GPL, Armelao rassicura che si sta lavorando per l'immediato smantellamento. E sono partiti i lavori di dragaggio sui fondali di Punta San Giuliano, dove la navigazione è diventata sempre più complicata, a tratti quasi impossibile. Dopo tante richieste e segnalazioni, ma soprattutto l'appello delle società remiere, finalmente sono iniziati i lavori di dragaggio qui a Punta San Giuliano. I fondali sono diventati talmente bassi che rendono difficoltoso qualsiasi tipo di navigazione. Ecco perché anche i fenicotteri si vedono con più frequenza, a testimonianza di una laguna con sempre meno acqua nell'area del polo nautico di Punta San Giuliano. Eccolo qua. È la profondità dell'acqua in questo momento. Pochi centimetri. Pochi centimetri, esatto. Con l'avvio dei lavori però in poche settimane il problema dovrebbe risolversi almeno in questo primo step. Il Comune sta investendo qualcosa come 7 milioni di euro su quest'area per i capannoni che vediamo poi eventualmente in fondo, e però non c'era più acqua. Qua sotto alle nostre gru abbiamo un fondale di 35-40 centimetri che in caso di bassa marea non ci permette neanche più di mettere in acqua né di tirare su le barche. In qualche momento le barche più grosse hanno difficoltà a risalire o scendere in acqua. L'amministrazione ha rischiato di vanificare un investimento di quasi 8 milioni di euro, nel senso che a fronte di una struttura così imponente, il fatto di non avere una navigabilità garantita e assicurata rischiava di creare anche un danno erariale non indifferente. Quindi con l'inizio degli scavi siamo tutti più tranquilli, speriamo che proseguino e che finalmente si riesca a mantenere la navigabilità di queste acque e di questa zona. Con i lavori di dragaggio si scaverà fino a 2,50 metri circa, su 300-400 metri di lunghezza. Una questione che va avanti da anni, con le prime manifestazioni di protesta che risalgono al 2017. Questo è il primo intervento importante su quest'area. Ce ne dovranno essere altri, ne chiediamo altri, perché altrimenti c'è una commistione tra traffico sportivo e traffico di trasporto di persone o da diporto troppo grosso. L'auspicio è che dopo questo primo intervento se ne possano realizzare altri. Il nostro obiettivo in realtà sarebbe quello a cui ancora non abbiamo rinunciato, di avere proprio una vasca scuola, quindi di creare una zona esclusiva dove i ragazzi possano allenarsi con tranquillità, senza preoccupazione che sfreccino motoscafi o altre imbarcazioni che possono essere molto pericolose. Ultimo break pubblicitario per noi, torniamo fra 2 minuti con tante altre notizie alla pagina di attualità. A fra poco. Sono quasi le 13:10, abbiamo ancora una ventina di minuti di diretta per continuare a parlare di notizie del nostro territorio. Chiudiamo la pagina di cronaca per parlare di attualità. Perché? Perché ieri è stato l'ultimo giorno di scuola. Dopo 2 anni di restrizioni gli studenti sono tornati a festeggiare e noi ne abbiamo parlato a Treviso proprio con i diretti interessati. Musica, abbracci e tanta emozione. È suonata l'ultima campanella di quest'anno scolastico e nei licei della città concerti a cielo aperto in vista dei festeggiamenti organizzati nella serata.
Ed è così che dopo 2 anni di stop e restrizioni gli studenti tornano a festeggiare, anche se un po' sopra le righe, forse complice anche la tanta voglia di normalità. Ultimo giorno di scuola, com'è andata? Molto bene, abbiamo fatto dei cori fantastici, ci siamo uniti tutti, è stato veramente bello, soprattutto perché non lo facevamo da troppo tempo. È andata molto bene, è stata molto piacevole come cosa, infatti soprattutto festeggiare con gli amici, così. Siamo anche contenti. Finalmente. Come avete festeggiato? Beh, adesso andiamo a prenderci un aperitivo e io adesso mi sono fatto un giro in moto tra gli studenti. Ci siamo divertiti un sacco, abbiamo festeggiato alla grande finalmente come eravamo abituati a fare gli anni scorsi, non c'era stato possibile, invece quest'anno è andato tutto bene. E in questo giorno di festa non potevano mancare le notte di Venditti, un vero e proprio inno a tutti i maturandi. Sei pronto invece per questi esami di maturità, tornati alla normalità? No, assolutamente no. C'è ancora molto lavoro da fare e sono abbastanza indietro. No? Più o meno siamo preparati, abbiamo fatto simulazioni più volte, diciamo che l'unica cosa che spaventa è l'orale, che rimane abbastanza importante a livello di argomenti. Sei pronto per questa maturità? Sì, posso dire di sì, però allo stesso tempo penso che c'è tanto lavoro da fare, non è ancora finita e un po' preoccupa. Si punta al 60, 65, facciamo 70 dai goliardico e poi si vedrà. E alla scuola primaria Don Bosco di Vigo d'Arzere è andata in scena una protesta dei genitori. Vediamo perché. Siamo a Vigo d'Arzere davanti alla scuola primaria Don Bosco, siamo insieme a dei genitori che hanno manifestato il loro dissenso sulla costruzione di un asilo nido, ma non contro l'asilo nido. Ora ci spiegheranno il perché e ci racconteranno cosa è successo. L'amministrazione comunale ha partecipato a un bando del PNRR e ha identificato il giardino della scuola primaria Don Bosco, che vedete qui alle mie spalle, per mettere il futuro nuovo nido. Assolutamente questo territorio ha bisogno di un nuovo nido, ma ha bisogno anche di un giardino dove più di 240 bambini possono giocare e fare scuola. Quindi voi dite c'è spazio per tutti, bisogna trovare una soluzione alternativa, non si può togliere spazio ai bambini. Assolutamente no, dobbiamo trovare una soluzione per avere sia un nido nuovo, che è una cosa molto positiva, anzi ringraziamo l'amministrazione per questo progetto, diciamo però che non deve essere sacrificata l'area verde. Quanti sono i bambini più o meno che frequentano questa scuola? Quante classi ci sono? Attualmente sono 240, pressappoco. La cosa positiva è che ci saranno ancora bambini che andranno al tempo pieno, quindi si andrà probabilmente a perdere il tempo normale e di conseguenza lo spazio è ancora più necessario, tanto più con il Covid è stato vitale, oserei dire, visto che era difficile che potessero frequentarsi tra di loro, almeno all'esterno avevano uno spazio dove poter anche interagire tra di loro. E a proposito di nuovi progetti, ci spostiamo adesso a Cartigliano, dove è stato svelato ai cittadini come sarà la nuova piazza. Una nuova piazza riqualificata con più verde, più panchine, una nuova fontana e con un imponente sagrato davanti alla chiesa, ma soprattutto con la volontà di trasformare Piazza della Concordia in un vero centro di aggregazione. È stato presentato ai cittadini il progetto del nuovo cuore pulsante di Cartigliano, come è stato definito dal sindaco Germano Racchella, che oltre alla piazza prevede di riqualificare anche Viale Cappello e Via Pio X. Obiettivo: limitare il transito dei veicoli in piazza e valorizzare il patrimonio culturale e turistico. Un percorso che è stato vincolato e condiviso con la soprintendenza. E Cartigliano in più ha anche il vincolo monumentale di Villa Morosini Cappello. Dunque progetti ne sono stati fatti tanti, soluzioni alla sovrintendenza ne abbiamo proposte un'infinità. La scelta da fare è se far passare ancora una strada vicino ai bar o spostare questa strada vicino alla fontana. Sembra una cosa semplice, ma è una scelta che noi amministratori ci ha messo in crisi, ed è proprio per questo che nella trasparenza è giusto che siano i cittadini che ci diano questo consiglio. L'aspetto della piazza sarà totalmente nuovo rispetto a quello di adesso. Innanzitutto sarà una vera piazza vivibile per tutti i cittadini, sarà studiata nei minimi dettagli di design e di bellezza.
Verranno riorganizzate anche i parcheggi, diciamo, che attualmente occupano spazio centrale nella piazza. Spazio anche a dei totem posti sul lato est della chiesa per valorizzare l'importanza pittorica della Cappella del Rosario. I lavori verranno completati entro 2 anni. Cambiamo decisamente argomento adesso, torna a spiccare il volo dopo oltre 60 anni l'Aquila, simbolo degli alpini di Rozzo. Vola ancora l'Aquila degli Alpini di Rozzo, sopra i prati e i boschi dell'altopiano, sopra i sassi dell'Ortigara martoriati, sopra i forti dismessi, sulle foreste schiaffeggiate da vaia. Vola nel cuore e nell'anima delle penne nere e sembra spiccare il volo anche quella della nuova sede degli Alpini, dove ha trovato posto un antico ricordo. L'Aquila è il simbolo della nostra sezione. Ha 66 anni quell'Aquila. È stata donata da un cacciatore di Rozzo, all'epoca potevano cacciare anche le aquile, adesso ti mettono agli arresti se uccidi un'aquila. Di aquile ne sono rimaste poche, la specie sta cercando di tornare a popolare le pareti scoscese, mentre sono tante le aquile che dal cappello con la penna spiccheranno il volo alla dunata triveneta di Asiago, in programma l'8, 9 e il 10 luglio. Un simbolo di fierezza e tenacia, il simbolo della montagna e di chi la vive. È fiera, è orgogliosa, è tenace come sono gli alpini. Ha detto: questa la voglio dare agli alpini. Quando non avevamo la sede è rimasta in consiglio nella sede comunale, nella sala consiliare, e quando abbiamo avuto finalmente la sede l'abbiamo portata qua, perché siamo orgogliosi della nostra fierezza montanara. Siamo pochi, siamo piccoli, ma siamo tenaci come l'Aquila. Restiamo allora a Rozzo, restiamo a parlare di alpini. Nel prossimo servizio parliamo di una scultura per ricordare l'alpino Cristiano Dal Pozzo. L'alpino Cristiano Dal Pozzo è andato avanti nel 2016 all'età di 102 anni, ma il suo ricordo e il suo esempio vivono ancora in quanti hanno avuto la fortuna di fare un po' di strada assieme a lui. E il suo sorriso aleggia nella nuova sede degli Alpini di Rozzo, paese in cui è nato e nel quale ha trascorso la sua lunga vita. In occasione dell'inaugurazione della sede, Claudio Zen, volto noto per gli amanti della storia e grande amico personale di Cristiano, ha voluto regalare al sindaco di Rozzo una vera e propria opera d'arte nella quale campeggia il nome di Dal Pozzo e la scritta "Presente". L'abbiamo nel cuore, Cristiano, c'è questo quadro alle mie spalle che lo ricorda e che lo ricorderà per sempre. Lui era un istrione, lui era una persona che sapeva conquistare la folla, che sapeva raccontare, che sapeva far sorridere i bambini, che sapeva andare nelle scuole, ha fatto una grande attività anche didattica. Il sorriso di Cristiano Dal Pozzo era contagioso, ma l'alpino sapeva condividere anche gli orrori della guerra e le esperienze di una vita vissuta appieno. Era una persona che ha portato lo spirito alpino, ma anche la sofferenza degli alpini, anche i valori, come dire, negativi sapeva comunicare, i valori negativi della guerra. Diceva: la guerra non va fatta, ogni guerra è sbagliata, bisogna provare a vivere in pace. È lui che la guerra l'aveva vissuta. E c'è spazio anche per un ricordo personale, non solo di Dal Pozzo, ma di tutti gli alpini che sono andati avanti. Ricordiamo e ricorderemo il nostro Cristiano per sempre, come dicevo, assieme a tanti altri nostri alpini che hanno combattuto nelle steppe della Russia oppure nel fango e nelle pietraie dell'Albania e della Grecia, perché quando io ero un bambino si sentivano raccontare le storie su questi marciapiedi, le storie di quei giorni di guerra, ed erano storie di dolore ma anche storie di passione e storie tutto sommato d'amore. Parliamo adesso di arte e ci spostiamo a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria. Sono tornati nella chiesa di San Zaccaria a conclusione di un restauro iniziato nel 2013. 3 polittici che dalla metà del XV secolo andarono a sormontare l'altare maggiore e i 2 altari laterali della cappella di Sant'Arasio, un imponente complesso opera di Giovanni d'Alemagna e di Antonio Vivarini, tra i massimi esponenti del tardo gotico veneziano e capostipite di una celebre bottega di pittori di Murano. Hanno un valore inestimabile in quanto fanno parte di una progettualità intenzionale della badessa Elena Foscari che negli anni 40 del 400 ha inteso chiamare i maggiori artisti all'epoca disponibili per decorare questa che è diventata la cappella di Sant'Arasio.
Il restauro integrale di questo gioiello artistico è cominciato dal polittico di Santa Sabina, per poi proseguire su quello del Corpo di Cristo e concentrarsi infine sul polittico della Vergine, sull'altare centrale. Abbiamo scoperto che una parte delle tavole avevano delle ridipinture, alcune di esse erano ridipinture antiche, storicizzate di inizio Ottocento molto belle ed erano collocate laddove di fatto si era persa materia originaria e quindi le abbiamo lasciate. Interventi più recenti che invece erano realizzati più grossolanamente abbiamo deciso di rimuoverli e abbiamo ovviamente laddove sotto abbiamo ritrovato poi invece parte della materia originaria. Vicinissima alla Basilica di San Marco e custode del più importante patrimonio di reliquie di Venezia, la chiesa di San Zaccaria era di fatto considerata una sorta di seconda cappella dogale, metà di visite e processioni che coinvolgevano gli stessi dogi. Abbiamo veramente, come in questo caso, l'immagine restituita di una chiesa che era la chiesa precedente alla chiesa di San Zaccaria che oggi conosciamo, ma che di fatto era già di suo ricchissima dal punto di vista sia del valore artistico che del valore iconografico e devozionale. E adesso una notizia che farà piacere a tanti appassionati d'arte, a tanti turisti, ma anche a tanti cittadini. Torna Musei d'estate, la rassegna di musica a Santa Caterina. 10 concerti ogni santo giovedì, come ormai da tanti anni una tradizione, nel chiostro grande del Museo di Santa Caterina. Sere d'estate al museo, non ad ammirare l'arte ma ad ascoltarla. Cassugana, in collaborazione con Asolo Musica, ripropone l'ormai tradizionale rassegna che unisce le suggestioni sonore alla cornice dell'antico chiostro dell'ex convento di Piazzetta Botter. Torna Musei d'estate, quindi dal 16 giugno tutti al Museo Santa Caterina per sentire della bella musica. Ormai è diventata una delle manifestazioni più amate anche dai nostri cittadini, quindi a Santa Caterina nei bellissimi chiostri dal 16 giugno tutti ad ascoltare cultura e musica. Le novità sono l'apertura con questo bellissimo concerto in cui si verrà eseguita la nona di Beethoven nella versione per violino e pianoforte e un concerto fuori sacco l'8 luglio dedicato all'Advar da parte di un nutrito gruppo di grandi cantanti internazionali. Portare sempre la qualità indipendentemente che siano concertisti famosi o giovani all'inizio della loro carriera. Dalla musica barocca a quella contemporanea, passando per il periodo classico e quello romantico, a esibirsi l'8 luglio anche il baritono trevigiano Alex Martini. È un concerto lirico, faremo musiche di Rossini, Mozart, Donizetti, fino a spaziare nel Verdi. Il nostro scopo è quello di aiutare Advar come da molti anni da questa parte, io e i miei amici che ci adoperiamo per questo. Le Terme Euganee guardano con fiducia al prossimo settembre, che è il momento più importante della stagione turistica appunto per i gestori di impianti termali, dati consolidati in linea con il 2019, ma insomma scopriamo tutto nel prossimo servizio. Un'ospitalità che sta cambiando rispetto al periodo pre-pandemia, ma i primi dati relativi al 2022 e il progressivo ritorno alla normalità piena rendono ottimisti gli operatori di Abano e dei Colli Euganei. Stiamo tornando lentamente a quelli che erano i regimi pre-pandemia. È stato sicuramente un avvio d'anno non dei migliori, purtroppo. Tutti sappiamo che gennaio e febbraio sono stati ancora segnati da quelle che speriamo essere gli ultimi strascichi dell'ondata pandemica, quindi gennaio e febbraio sono stati mesi ancora difficili, in particolare gli arrivi, quindi le persone che sono giunte sul nostro territorio sono ancora in netto calo. Il primo segnale positivo riguarda un po' il numero di presenze per il mese di febbraio, che si assesta finalmente sui numeri del 2019. Turisti che scelgono di fermarsi più giorni, da qui il ritorno del numero di presenze ai livelli del 2019, con un cambio netto della clientela. Non ci sono più le stesse componenti a livello di nazionalità, l'Italia la fa da padrone. Abbiamo purtroppo perso da fine febbraio-marzo tutto il mondo di lingua russa, che per noi era estremamente importante e che rappresenta globalmente circa il 10% del fatturato delle Terme Euganee. Per alcuni alberghi rappresenta anche una quota molto superiore. Nonostante le difficoltà legate ai rincari delle materie prime e dei costi dell'energia, sono buone le prospettive per i prossimi mesi. Attendiamo quindi il ritorno dei nostri ospiti più tipici, quindi lingua tedesca, austriaci, Baviera,
francesi, soprattutto della parte diciamo Costa Azzurra e svizzeri. Speriamo appunto che con settembre si possa ricominciare a essere effettivamente sdoganato un ritorno alla normalità, perché davvero ne sentiamo tanto bisogno. E parliamo adesso della festa di Sant'Antonio di Padova, che torna in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. Una lunga giornata che ci prepariamo a vivere insieme a partire dalle 5:30 del mattino di lunedì. I primi pellegrini già pronti a entrare in Basilica all'alba, il sagrato che in questo 2022 tornerà a riempirsi di devoti e fedeli, la porta maggiore del Santo che si apre e poi il crescendo di emozioni che ci porterà insieme alla solenne processione delle reliquie della statua di Antonio lungo le vie della città dopo la celebrazione eucaristica delle 17. Sarà un 13 giugno che vivremo ancora insieme con il network Media Nord-Est che sull'emittente Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, porterà questa straordinaria giornata di fede e devozione nelle vostre case. Con voi abbiamo vissuto la festa negli anni della pandemia. Nel 2020 siete idealmente saliti sull'elicottero dell'esercito che ha portato la reliquia del santo sulle terre venete colpite dal virus, con quello straordinario momento di preghiera vissuto nell'ospedale di Schiavonia, con i malati affacciati dalle finestre e poi l'uscita a sorpresa della statua di Antonio nel pomeriggio e la solenne sosta all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Un abbraccio ideale proseguito nel 2021, quando la reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute di Venezia da 369 anni, è tornata al Santo via acqua, accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia. Un viaggio seguito passo passo e documentato fino allo straordinario corteo in Canal Grande del 20 giugno che ha riaccompagnato la reliquia alla salute. Una festa del santo che tocca i cuori dei fedeli che affidano alla sua intercessione una preghiera, un'invocazione, un voto. Una festa del santo che anche quest'anno il network Media Nord-Est vivrà minuto dopo minuto accanto a voi, dall'alba al tramonto, a partire dalle 5:30 di lunedì 13 giugno. E a Cittadella domenica torna la processione solenne della statua di Sant'Antonio nel pomeriggio. Si avvicina la festa di Sant'Antonio. I frati minori del convento di Cittadella la stanno vivendo in collaborazione con la parrocchia del Duomo. Per tutta la settimana e fino a venerdì, nelle celebrazioni quotidiane al convento San Francesco, un pensiero su frate Antonio di padre Graziano Meggiolaro. Domenica 12 alla solenne celebrazione presieduta nel Duomo da Sua Eccellenza Monsignore Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia, alle 18:30, seguirà la processione della statua del Santo lungo le vie della città murata con la benedizione agli ammalati. Lunedì 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, la messa delle 17:30 al convento sarà presieduta da padre Federico Righetti, definitore provinciale dei frati minori. E siamo in chiusura. Prima di salutarci però diamo una rapida occhiata al report di Azienda Zero, report che fotografa l'andamento dei contagi Covid nella nostra regione. Ebbene, riguardo alle ultime 24 ore il delta dei casi positivi, quindi i nuovi positivi intercettati nella giornata di ieri, sono 2001, quindi c'è una crescita di 2001 casi di positività in Veneto che fanno salire i casi attualmente positivi a 27.587. Diamo una rapida occhiata anche agli altri numeri della tabella. Meno 10 per quello che riguarda le ospedalizzazioni in area non critica, quindi si liberano 10 posti Covid in ospedale. Cresce di 1 invece il numero di terapie intensive e purtroppo dobbiamo constatare anche oggi il decesso di 5 persone causa Covid. Come vi dicevo, è davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Non mi resta che darvi appuntamento alle edizioni serali di informazione su Rete Veneta con TG Bassano e con TG Vicenza. Io vi auguro una buona giornata, grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento a domani.